cose, tante cose sono state dette da Andrea e da Marco. Noi abbiamo un gruppo molto compatto e che sta lavorando molto bene sul territorio, e tantissimi di noi hanno una lunga militanza nei partiti di sinistra, e questo gruppo mette al centro il lavoro, la solidarietà, l'accoglienza, il discorso dei diritti per tutti, compresi anche i migranti, il senso dello Stato e delle istituzioni, che sembra aver perso questa classe politica nazionale a tutti i livelli, e che veramente ha perso il senso dello Stato e continua ancora ritagliandosi su di sé le norme e i regolamenti per dei propri tornaconto, e secondo noi è una vera e propria vergogna. Non c'è dubbio però che a Portogruaro il grande scontro avverrà soltanto sulle grandi opere. E allora, le grandi opere a Portogruaro quali sono? Sono la ex Fosfati, il Pio X, la ex Stock, la terza corsia, l'università, la sanità e non per ultimo le centrali a biomassa. Come diceva Marco, in questa zona stanno spuntando come funghi. Noi non siamo il partito del no, siamo contro a queste centrali per una ragione molto precisa, e quella innanzitutto potrebbe essere soltanto una questione etica, che basterebbe solo questa a dire di no alle centrali a biomassa, cioè da che mondo è mondo si coltiva per sfamare la gente, le persone o gli animali. Adesso ci dicono che dobbiamo coltivare per bruciare. Questa è una cosa insopportabile che non possiamo sopportare. Quindi, tra l'altro, dietro alle centrali a biomasse c'è un grande affare, c'è una montagna di soldi, ci sono delle persone che si vogliono arricchire scaricando sulla gente, sulla popolazione, poi i risultati che tutti conosciamo. Sulle altre grandi opere, secondo me, bisogna dire una volta per tutte, qualcuno deve avere il coraggio di farlo. Sul Pio X, per esempio, il Comune, per quale motivo il Comune fa un accordo con la Curia per fare un parcheggio sotterraneo? Per quale motivo? Secondo noi, per la chiusura del centro storico che va fatto, non esiste problemi di parcheggio a Portogruaro, ce ne sono anche tanti, troppi. E però se noi prendiamo per buono questa cosa che stavo dicendo io, e che a tutti i costi vogliamo fare dei parcheggi, allora perché non lo facciamo sul terreno pubblico e pensiamo all'area che c'è davanti all'ospedale vecchio, si facciano dei parcheggi sotterranei e sopra ci rimane una bella piazza da usufruire per tutti quanti. E poi, come diceva anche prima, la grande area dell'ex perfosfate, noi questi fenomeni qua li vogliamo controllare, e se non abbiamo fatto un accordo con il centro-sinistra, che anche qua va aggiustato il tiro, nel senso che l'anno scorso non abbiamo incluso un accordo che noi volevamo fare e che il centro-sinistra non voleva fare a tutti i costi, come anche quest'anno ha fatto. E nonostante che Bertoncella avesse detto che mai e poi mai avrebbe fatto un accordo al secondo turno, poi a noi ci è venuto a chiedere in ginocchio di fare questo accordo, perché altrimenti Bertoncella non sarebbe neanche potuto partecipare alla seconda tornata, cioè al secondo turno. E quindi per un'estrema nostra sensibilità abbiamo fatto l'accordo, perché non ci siamo sentiti alla fine di buttare a mare il centro-sinistra. Ecco, oggi
è uscito un nostro comunicato che va specificato, però non volevamo addirittura fare altre cose. Però ci sono state delle censure e mi fermo qua perché la polemica non fa bene a nessuno e quindi non fa bene né a noi né anche agli altri. E queste sono le cose che noi vogliamo fare a Portogruaro, quindi un controllo a tutti i livelli sulle grandi opere e con un gruppo molto compatto che sa stare sul territorio e in qualche modo è in